Bentornati di martedì, bentornata Ilaria Capua. Allora, professoressa, senta, siamo in ritardo o no su quello che bisogna fare per arrivare alla fase 2? Grazie. E adesso parliamo di vaccini e di cure. Sono due cose differenti. Intanto, a che punto siamo nella ricerca? Questi dubbi lasciano l'impressione che ci possano essere delle persone che cumulano dati in attesa di lasciarli andare tutti insieme e di avere una grande gloria personale, ma io non le chiedo questo perché immagino sia una domanda che la potrebbe mettere in imbarazzo, le chiedo: è prevedibile una seconda ondata in autunno? Grazie a voi e buonasera. È un breve riassunto, pochissima pubblicità. Bentornata Ilaria Capua. Buonasera. Bentornata professoressa dal Centro di Ricerca di Eccellenza dell'Università della Florida, virologa di fama internazionale, dirige il Centro di Ricerca di Eccellenza della Florida. La professoressa l'abbiamo scelta un po' come bussola in questa brutta epidemia che dobbiamo fronteggiare. Tra l'altro oggi è il suo compleanno, auguri. Allora, professoressa, senta, siamo in ritardo o no su quello che bisogna fare per arrivare alla fase 2? Devo dire che ad oggi le speranze maggiori si ripongono nel Vater, quindi diciamo questa è la risposta che ci dà. E allora, professoressa, ci dica, secondo lei, quali sono le cose da sapere prima di ripartire? Ecco, secondo me, diciamo, io mi auguro che prima di partire io sono ogni giorno non ci dovremmo arrivare. Cioè, sostanzialmente noi stiamo cercando di arrivare nel Vater, ecco. Senta, un'ultima domanda e ne parleremo successivamente. Si sta scoprendo che la malattia non colpisce solo i polmoni, ma colpisce un po' tutto il corpo. Ci può spiegare questo concetto?